Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. 3 fermi a Palermo per il tentato omicidio di giovedì, quando un uomo era stato ferito a colpi d'arma da fuoco in via Montalbo. Le telecamere della zona hanno ripreso 2 dei 3 indagati rincorrere la vittima e fare fuoco. Catania, dimesso dall'ospedale, il giovane originario del Marocco accoltellato in piazza Currò. Resta il giallo sul movente, anche in questo caso sarà decisivo l'esame dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza. A Palermo ha aperto il processo per corruzione e peculato al presidente dell'Assemblea regionale. Galvagno ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Le presidenze della regione e dell'Assemblea hanno chiesto a loro volta di costituirsi parte civile. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social e l'allarme dell'arcivescovo di Siracusa Lomanto. Un dramma dice che rende schiavi i giovani, arrivano persino al suicidio. Catania, cavalli e asini, ma anche struzzi, alpaca, oche, suini vietnamiti, esposti senza autorizzazione né controlli sanitari, scoperti dalla polizia in contrada Coda Volpe. Uno zoo illegale trasformato addirittura in fattoria didattica, abusiva anche quella. Una ragazza di Palazzola Crede, emigrata al nord e tornata in Sicilia, ha avviato una raccolta fondi e ha aperto un bar nel paese dove era cresciuta. Un'idea semplice e geniale per tornare a casa, forse da imitare per fermare lo spopolamento. A Mister Bianco l'inclusione diventa musica e immagini, presentato Se mi ascolti so parlare, un videoclip che dà voce all'empatia dedicato a chi è affetto da autismo. Calcio Catania, da domani in ritiro a Veronello per preparare i play-off. Nel pomeriggio toscano illustrerà le mosse dei rossazzurri e le amichevoli che porteranno all'esordio del 17. A Palermo svolta nelle indagini sul tentato omicidio di via Montalbo. Fermati 3 giovani, utili alle indagini le analisi delle riprese della videosorveglianza della zona. Luca Ciliberti. Decisivi filmati di videosorveglianza. Così la squadra mobile di Palermo ha chiuso il cerchio sugli autori della sparatoria di giovedì pomeriggio in via Montalbo, nel quartiere Monte Pellegrino. La procura ha disposto 3 fermi. Si tratta di 2 giovani di 21 anni e di un 29enne, Giovanni e Salvatore Gioè e Rosario Esposito. I primi 2 sospettati sono stati fermati all'alba del 1° maggio, mentre il terzo è stato bloccato ieri mattina. L'accusa è di tentato omicidio di Danilo Dignoti, ferito a colpi di arma da fuoco. I 2 in moto avrebbero individuato la vittima in strada, era insieme a un amico. Dignoti ha tentato di fuggire ma è stato colpito alla coscia. Nella sparatoria è rimasta ferita accidentalmente anche una donna di 67 anni colpita dai proiettili vaganti mentre usciva da una macelleria. Ma chi era l'obiettivo del raid e perché? Secondo gli inquirenti, il movente potrebbe essere una resa dei conti per una partita di droga non pagata, quindi un'azione criminale da inquadrare in un regolamento di conti tra bande per lo spaccio di droga in città. Dignoti, che è vivo e piantonato in ospedale al Villa Sofia, avrebbe precedenti per spaccio ed è finito in una inchiesta della finanza sul clan dell'Acquasanta. L'azione armata di via Montalbo costituirebbe la risposta a un'intimidazione avvenuta la sera precedente in via Don Minzoni, dove sono stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov contro l'abitazione e l'auto di uno dei giovani arrestati oggi. Ed è proprio l'arma, il Kalashnikov, che insospettisce e allarma gli investigatori. La banda del Kalashnikov sembra sia la stessa mano di 4 raid tra i quartieri San Lorenzo, Tommaso Natale e l'area della Fiera, quest'ultima ricadente nel mandamento di Resuttana. Una escalation di violenza che preoccupa e che potrebbe ancora degenerare. Sempre a Palermo, controlli serrati anche dall'alto per riportare legalità nel quartiere Bocca di Falco. I carabinieri hanno passato al setaccio strade e abitazioni concentrandosi su droga, sicurezza stradale e allacci abusivi alla rete elettrica. Un uomo è stato arrestato, 5 denunciati per furto di energia. Nel corso delle perquisizioni sequestrate dosi di cocaina, marijuana e hashish. 209 le persone identificate, 97 i veicoli fermati.
A Catania ha messo la firma e lasciato l'ospedale il 27enne di origine marocchina accoltellato in piazza Currò. Resta il giallo sul movente, ma dalla questura filtra ottimismo per arrivare a comprenderlo, grazie alla presenza di una telecamera sulla scena del crimine. Tonino De Mana. Dopo le prime cure per ferite all'addome e in testa ha messo firma lasciando quindi l'ospedale, il San Marco di Catania, dove era stato accompagnato da un'ambulanza del 118 in seguito ad un'aggressione avvenuta in piazza Currò, in pieno centro storico. Resta il giallo sull'accoltellamento di un uomo di 27 anni di nazionalità marocchina colpito con diversi fendenti all'addome e alle braccia, forse nel tentativo di difendersi. Pare che al momento dei fatti l'uomo fosse in stato di ebbrezza. In ogni caso chi ha inflitto le coltellate, forse durante una breve colluttazione, potrebbe essere stato inquadrato dalla telecamera che vedete, visto che i filmati sono già stati acquisiti dalla polizia. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato un passante che ha notato l'uomo riverso sul marciapiede, tra l'altro pieno di bicchieri e bottiglie di vetro. Pare che la vittima frequentasse la zona da tempo. Secondo gli agenti sembra che si tratti di una persona molesta che potrebbe aver infastidito qualcuno, anche se non è certo che sia stato colpito sullo stesso luogo del ritrovamento. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Torniamo a Palermo, un motociclista di enduro è morto cadendo in un'area impervia di Portella Sant'Anna. L'uomo è stato recuperato dai tecnici del soccorso alpino a San Martino delle Scale, dopo che è stato individuato da escursionisti stranieri che hanno dato l'allarme. Ancora a Palermo ha aperto stamattina il processo per corruzione e peculato al presidente dell'Assemblea regionale. Galvagno ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Le presidenze della regione e dell'Assemblea hanno chiesto di costituirsi parte civile. Manlio Viola. Ci sarà anche l'Assemblea regionale siciliana fra le parti civili contro il suo presidente, l'esponente di Fratelli d'Italia Gaetano Galvagno. Si apre il processo per corruzione, peculato e truffa, accusa dalle quali deve difendersi proprio il presidente dell'ARS. Galvagno è a giudizio insieme al suo autista Roberto Marino, mentre altri 4 imputati, fra cui la sua ex portavoce Sabrina De Capitani, hanno scelto il rito ordinario e compariranno in settimana davanti al GIP per la richiesta di giudizio. Una sola l'ipotesi di corruzione della quale deve rispondere il presidente dell'ARS, sono infatti cadute le accuse su altri 2 episodi. Ben 60 invece gli episodi di presunto peculato riguardanti l'uso dell'auto blu. L'autista Roberto Marino deve rispondere anche di truffa per aver incassato 19.000 euro di missioni controfirmate da Galvagno, ma irregolari secondo la procura. Per il peculato la difesa si basa sulla definizione dell'auto blu del presidente. Per la procura si tratta di auto di servizio, mentre per la difesa di auto di rappresentanza, e questo renderebbe legittimo l'uso considerato improprio dall'accusa. Per la corruzione, in altro filone processuale, ci sono l'ex portavoce di Galvagno Sabrina De Capitani, il manager Alessandro Alessi e Marianna Amato, oltre all'imprenditrice Marcella Cannariato. Quest'ultima nei giorni scorsi è già stata condannata a 2 anni e mezzo con il rito abbreviato in un processo gemello, quello per i contributi dell'assessorato al turismo. In quell'udienza è scattato anche il rinvio a giudizio dell'assessore regionale Elvira Amata, altro esponente di Fratelli d'Italia. Carceri siciliane in emergenza. Le ultime aggressioni agli agenti penitenziari e il sovraffollamento rendono ancora più grave la situazione. Il garante regionale dei detenuti dice che questa è una polveriera pronta a esplodere. Giusy Lazzara. Da Palermo a Catania fino a Messina e Siracusa non c'è pace nelle carceri siciliane che vivono in uno stato di allerta perenne da anni. La situazione si complica, gli ultimi episodi con agenti penitenziari aggrediti, genitori che portano la droga ai figli durante il colloquio, è accaduto al Pagliarelli di Palermo. Detenuti trovati morti dentro le celle, malati psichiatrici non curati. È come una bomba innescata che in qualunque momento può esplodere. È una polverina nella misura in cui non si riesce ad arginare questo fenomeno, perché non è solamente la droga che entra nelle carceri, sono i telefonini, perché c'è qua sicuramente una disfunzione, qualche cosa che non va, con tutta la buona volontà. Il sottodimensionamento degli organici di polizia penitenziaria non può intervenire,
È lo Stato che va a incidere su questo momento di difficoltà. Pesa anche l'assistenza sanitaria dentro il carcere, un sostegno soprattutto per i malati psichiatrici. Il settore della psichiatria è in ginocchio nelle carceri, perché chi veramente è affetto da queste patologie psichiatriche, a mio avviso, non dovrebbe stare nelle carceri. Altra questione che si trascina da anni riguarda l'edilizia carceraria che prevede nuove strutture. A Randazzo i carabinieri hanno scoperto una bisca clandestina con 8 persone sedute attorno a un tavolo verde in un circolo privato gestito da un pregiudicato. Sequestrati 3 terminali connessi a siti di gioco illegali, irregolarità amministrative, elevate multe per 50.000 euro. Tutti i giocatori sono stati denunciati per gioco d'azzardo. Catania si era specializzato nella coltivazione di marijuana, creando una serra in un appartamento in centro storico. È l'accusa contestata a un uomo che è stato arrestato dagli agenti della mobile, sequestrati 42 piante e 2 chili di erba già essiccata, quella che vedete. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. È l'allarme dell'arcivescovo di Siracusa Lomanto nel corso della festa di Santa Lucia. Un dramma, dice, che rende schiavi. I giovani arrivano persino al suicidio. Francesco Aloi. Stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social. Monsignor Lomanto non usa mezzi termini. Nel suo discorso alla città durante la festa del patrocinio di Santa Lucia critica l'uso dei social, che dice hanno rubato il posto all'incontro costruttivo e vitale. Un vero dramma sta logorando la nostra umanità, rendendoci schiavi di invenzioni che affascinano la mente ma svuotano il cuore. Per l'arcivescovo di Siracusa è necessario invertire la rotta, accompagnando le nuove generazioni alla scoperta di valori come verità e lealtà. La festa di Santa Lucia ci sospinge a una più autentica solidarietà nell'affrontare con responsabilità il disagio giovanile per il bene comune, reagendo a uno stile di vita di disinteresse. Disagio che può portare anche al gesto estremo del suicidio. Siamo chiamati a stare vicino ai giovani, il monito di Lomanto, per tentare di comprenderne il linguaggio, a volte è fatto di silenzi, ma che sono grida d'aiuto. Dobbiamo interrogarci dove abbiamo sbagliato. Ciò che accade anche a uno dei nostri giovani è responsabilità di tutti. A Catania una fattoria completamente abusiva scoperta dalla polizia incontrata coda volpe. Tra gli animali sequestrati struzzi, alpaca, suini vietnamiti, trattenuti senza autorizzazione né i necessari controlli sanitari. Desiree Ferlito. Sembrava una fattoria didattica, ma si trattava di un'attività completamente abusiva. A Catania, in contrada Coda Volpe, la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio zoo illegale aperto al pubblico. Cavalli, asini, pony, ma anche struzzi, alpaca, oche, suini, vietnamiti e caprini, detenuti senza alcuna autorizzazione e senza i necessari controlli sanitari. Gli animali sono stati affidati al proprietario, il quale è stato sanzionato per aver attivato una collezione faunistica diversa dal giardino zoologico senza aver effettuato le opportune comunicazioni sia al comune di competenza che all'ASP per la registrazione in banca dati sanità. Gli animali visitati dai veterinari non erano stati sottoposti a test di prevenzione e nella maggior parte dei casi risultavano privi di tracciabilità. Secondo quanto accertato, la struttura organizzava eventi aperti al pubblico, promossi anche sui social, trasformando di fatto l'area in una fattoria didattica abusiva. Al termine dell'ispezione della squadra a cavallo della questura, insieme ai veterinari dell'ASP e della polizia locale, sono scattati provvedimenti, sanzioni per quasi 20.000 euro da parte dei veterinari, oltre 10.000 euro elevati dalla polizia locale per la mancanza di autorizzazioni.
Gli animali affidati in custodia giudiziaria sono stati trovati in buone condizioni di salute e sottoposti ai dovuti controlli sanitari. Dopo la laurea e una parentesi al nord, una ragazza di Palazzolo Acreide è tornata a Sicilia con un'idea molto originale. Ha avviato una raccolta fondi per rilevare un'attività e ha aperto un bar nel borgo dove era cresciuta. Non dare una chance ai luoghi d'origine è una partita persa in partenza, dice Chiara al nostro TG Francesco Aloi. Ho fatto un bel giro, sono partita dagli Stati Uniti, poi Bologna, l'Austria, Danimarca, Milano, per poi tornare a casa perché alla fine casa richiama sempre. Lasciare il nord con direzione casa. Chiara ha deciso di scommettere sulla sua terra di origine, la Sicilia. A Palazzolo Acreide, nel siracusano, ha aperto un locale, o meglio, come preferisce chiamarlo, un manifesto. Perché in realtà questo progetto ha portato a tanta condivisione e a tanta collaborazione, tanti giovani che si sono sentiti coinvolti sin dall'inizio in un progetto di rinascita di un posto in un piccolo borgo. 29 anni, laureata in economia ambientale, non è riuscita a restare lontano dal borgo che l'ha vista crescere. E così ha fatto di tutto per lavorare qui. L'obiettivo di adesso è togliere tutta quanta la vernice. Sono venute persone da tutta la Sicilia, ore e ore di macchina per venirmi ad aiutare. Ma prima di tutto ciò, impresa non da poco, è stata rilevare l'attività. Con il crowdfunding è riuscita a raccogliere 30.000 euro da ben 869 donatori. Da qui il nome del locale. Gli 869 sostenitori hanno poi votato il nome che preferivano e hanno votato 869. Borghi come questo continuano a spopolarsi, un esodo che porta tanti giovani a lasciare il sud in cerca di lavoro. Con un po' di buona volontà e un pizzico di fortuna, però, restare non è del tutto impossibile. E non dare neanche una chance ai nostri luoghi d'origine o comunque al sud in generale, secondo me è una partita persa in partenza. Beh, bravissima Chiara e bravissimi donatori dell'869. A Mister Bianco l'inclusione diventa musica e immagini. Presentato Se mi ascolti so parlare. È un videoclip che dà voce all'empatia dedicato a chi è affetto da autismo e spesso comunica in modi diversi. Desiree Ferlito. Non solo voti e banchi vuoti, a Mister Bianco la scuola cambia linguaggio e trasforma l'inclusione in arte, con un videoclip capace di parlare a tutti. Succede alla scuola media Leonardo da Vinci, dove un gruppo di docenti e studenti ha deciso di raccontare l'empatia in modo diverso. Non una lezione, ma un vero prodotto cinematografico. Si intitola Se mi ascolti so parlare. Una frase sbagliata che vuoi cancellare, non sono tu, no, sei tu che fai rumore, pretendi il mio silenzio, ma non ascolti il cuore. Un progetto nato dalla passione degli insegnanti, tra cui il docente e compositore Fabio Agosta, che ha scritto il brano, e Giovanna Pitrè la sceneggiatura, sostenuti dalla dirigente scolastica Caterina Lofaro. I suoni sono spari, la tua normalità non mi fa respirare. Abbiamo presentato il brano Se mi ascolti so parlare, realizzato in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. È stata un'esperienza bellissima sia per i ragazzi che per noi docenti. Banchi colorati sulla spiaggia e metafore visive sulla fragilità e sui sensi. Un racconto potente costruito insieme ai ragazzi che ci hanno messo volto ed emozioni. Se piango in tempesta, dentro la testa. Un messaggio che va oltre la scuola. Se mi ascolti so parlare diventa un invito universale ad ascoltare chi spesso si sente invisibile tra i corridoi di un istituto, ma anche nella vita di tutti i giorni. Se il mondo non mi ascolta non vuol dire che io non so parlare, un progetto che dimostra come la scuola può diventare voce, immagine e futuro. Prova tu con la musica che ti esplode nella testa. Bellissimo, Se mi ascolti so parlare, a Mister Bianco. Ad Agrigento e nel Ragusano si accendono i riflettori sull'assistenza ai pazienti diabetici. Le associazioni denunciano infatti una rete frammentata e carenze organizzative, soprattutto nella presa in carico dei casi più delicati in età pediatrica. Davide Sardo.
Sanità sotto pressione in Sicilia, diabete senza una rete assistenziale adeguata. Ad Agrigento l'associazione Giovani Diabetici denuncia percorsi frammentati e carenza di assistenza, soprattutto per chi scopre la malattia. Esistono ambulatori per i casi più complessi e per i bambini, ma per molti adulti all'esordio del diabete l'assistenza è discontinua e poco coordinata. Una volta recatisi in ospedale vengono abbandonati a se stessi perché non c'è un'unità che li possa accogliere e formare da un punto di vista della terapia, dal punto di vista della patologia, della nutrizione e di tutto ciò che riguarda appunto la patologia del diabete. Queste persone si trovano abbandonate a se stesse e sono costrette a cercare aiuto presso i diabetologi del territorio. Nel Ragusano le difficoltà riguardano soprattutto il diabete tipo 1 in età pediatrica. Il centro satellite di diabetologia pediatrica di Vittoria è infatti in sofferenza di organico. Mancano diverse figure specialistiche e l'attività è spesso rallentata dalla dipendenza organizzativa del reparto di pediatria senza piena autonomia gestionale. Le associazioni chiedono ora interventi urgenti per una rete diabetologica più strutturata ed efficiente. Pausa, poi il calcio, il Catania domani a Veronello, Toscano oggi pomeriggio indicherà il percorso della squadra in vista dei play-off. E dopo il calcio l'editoriale, state con noi. Calcio, i play-off entrano nel vivo, il Catania da domani sera sarà in ritiro a Veronello e oggi pomeriggio il tecnico toscano illustrerà il percorso dei rossazzurri che porteranno, e le amichevoli che porteranno all'esordio di domenica 17. Francesco Triolo. I playoff hanno preso il via e già qualche sorpresa è arrivata, ad esempio il colpo del Casarana a Monopoli, l'eliminazione dell'Atalanta non senza fatica da parte della Casertana, il Pineto che ribalta il Gubbio con la rete dell'ex Catania d'Andrea. Mercoledì il secondo turno con Casertana a Crotone e Cosenza a Casarano per parlare delle sfide delle squadre del girone meridionale. Il Catania invece dovrà attendere sino al 17 maggio quando entrerà in corsa. Da domani i rossazzurri saranno a Veronello per una fase di preparazione intensa e blindata che li porterà sino all'esordio della post-season. È il tentativo della società, ma avallato anche da squadre e staff tecnico, di compattarsi e creare un unico blocco in vista del momento decisivo della stagione. Oggi pomeriggio, prima della partenza, parlerà Mimmo Toscano, una conferenza stampa che servirà ad annunciare il percorso che la squadra seguirà da qui ai prossimi giorni, comprese le amichevoli che saranno programmate nel corso della permanenza in Veneto. Negli ultimi giorni, durante gli allenamenti in sede, Toscano ha seguito due direttive, una legata al recupero di chi ha accusato infortuni e acciacchi fisici, sedute più tecnico-tattiche per chi invece è pienamente abile. Si lavora soprattutto per ovviare ad una difficoltà offensiva che in queste sfide da dentro fuori risulterà decisiva. Da Forte a Caturano, da Ciccerelli a Rolfini da recuperare, servirà tutta la forza di fuoco. È vero che al Catania saranno sufficienti 2 pareggi per passare il primo ostacolo, ma è anche vero che i rossazzurri vogliono dare da subito un segnale alle altre avversarie. Che a Palermo ci sia un'organizzazione di giovani che vogliono un capoluogo più sano, sicuro, vivibile e accogliente. Nei giorni scorsi noi l'abbiamo raccontato, erano a Sferracavallo, dove la mafia, ricorderete, ha ricominciato a sparare a mitragliate con il Kalashnikov. Loro, i ragazzi del gruppo, si sono scesi in strada per dire basta, si sono messi là e hanno detto ci siamo noi, non potete più sparare. Si chiamano alla latina Filis, figli di Palermo, bellissimo. Palermo, dicono, non ha bisogno di slogan, ma ha bisogno di presenza, di occhi attenti, di una comunità che non si rassegna. Potrebbe essere un programma politico, anzi dovrebbe esserlo. E invece è l'obiettivo di Filis. Ascoltate ancora cosa dicono. Spesso i problemi crescono perché restano invisibili. Una luce guasta, un marciapiede rotto che diventa pericoloso, i rifiuti abbandonati che diventano degrado. Noi di Filis, dicono ancora, scegliamo un'altra strada, mettere le persone al centro e fare sì che i quartieri contino quanto i grandi progetti.
Sono parole importanti che potrebbero benissimo adattarsi ad altre città, oltre a Palermo naturalmente, Catania, Agrigento, Siracusa, tutte le altre. Noi non possiamo che complimentarci per il coraggio e la buona volontà di questi giovani palermitani di Filis. Continueremo a seguirli, certi che da loro arriveranno importanti novità. Intanto ci permettiamo un invito alla politica di tutte le città siciliane. Occupatevi anche voi di Filis e di ogni altra organizzazione simile che riunisce i giovani in gamba. Dategli ascolto, aiutateli e perché no, provate a condividerne gli obiettivi. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.